È assente in questa serie Giorgia Temponi, presenti tutte le altre: Vidal in 2, Calabria in 3, Girardi in 4, Musumeci in 5, Rosa in 6, Zoni in 7, Artioli in 8. Come abbiamo detto nella giornata di ieri, nel pomeriggio di ieri, la nazionale italiana partecipa a questo meeting dando un contributo, la Federazione Italiana Nuoto, mandando le atlete della nazionale giovanile convocate qui da Walter Bolognani. Mirea Calabria è una di quelle, così come Carola Musumeci. Calabria in 3, Musumeci in 5. Intanto Maria Chiara Girardi in corsia centrale al comando dopo i primi 50 metri. Girardi, che lo ricordiamo, in vasca lunga è stata anche primatista italiana ragazze del dorso. Maria Chiara Girardi detiene tuttora il primato italiano ragazze, sempre in vasca da 50 metri dei 50 e 100 dorso, stabilito nel 2012, quello dei 50 dorso nel giugno del 2012, nel luglio dello stesso anno 2012 il primato italiano ragazze dei 100 dorso. Quindi Girardi, che è la primatista italiana ragazze in vasca lunga dei 50 e 100 dorso, continua a mantenere la leadership a metà gara. 1.06.14 su Carola Musumeci, 1.06.44, 1.07.64 per la Vidal, che naviga in terza posizione. Vediamo ai tre quarti gara, con Girardi davanti, Musumeci in seconda posizione, Mirea Calabria che risale in terza. Si riapre la gara con la Vidal vicinissima al podio. Primato della manifestazione è detenuto da Veronica Lucchese, 2.18.59, quindi siamo sui passi del primato del meeting, che trema nel finale con il testa a testa fra Maria Chiara Girardi e Carola Musumeci. Maria Chiara Girardi ampiamente sotto il vecchio record, 2.15.30 per lei, sotto il vecchio primato del meeting. Anche Carola Musumeci, 2.15.85 per la terza posizione. La spunta Elisa Vidal, 2.18.65.